26esima giornata nel campionato di Serie D, il big match del raggruppamento si gioca all'Aci e Galatea, dove l'Aci Reale ospita l'FC Messina, formazione di mister Ernesto Gabriele, reduce della vittoria praticamente storica contro il Savoia 9-11, 1-0, firmato da D'Ambros. È stata sconfitta invece per l'Aci Reale di mister Pagana nell'ultima settimana 1-0 sul campo della Marina di Ragusa. Viaggia al terzo posto in classifica la formazione giallorossa con 45 punti in classifica, 42 invece per il Città di Aci Reale, a ridosso della zona playoff nonostante i 4 punti di penalizzazione raccolti in questa stagione. Assenze pesanti da una parte e dall'altra, protagonisti annunciati Carbonaro e Fissore, Ottovale, Nicolas Rizzo. Ernesto Gabriele disegna così il suo FC Messina 4-4-2, Marone tra i pali, Casella, Domenico Marchetti, Quidadamo e Brunetti in difesa, centrocampo sugli esterni, D'Ambros e Correnti in mediana, Giuffrida e Alessandro Marchetti in avanti, coppia senza punti di riferimento, tutta argentina formata da Melillo e da Coria. La grande novità in casa FC Messina è la prima trasferta con tifoseria organizzata al seguito, infatti al fianco di Arena Giallorossa oggi i testi fracidi. Partiamo col film del primo tempo che si apre con un pallone perso alla difesa dell'Aci Reale. Melillo, un paio di finte, prova ad ubriacare Ba, poi la deviazione dello stesso centrocampista favorisce Pitarresi, perde il pallone anche Alessandro Marchetti, ci prova allora De Felice con questa conclusione dalla lunghissima distanza, fa il solletico a Francesco Marone. Continuano a perdere i palloni a centrocampo le due squadre, ne approfitta l'FC Messina con Correnti che dà ancora per Melillo, il Pocio scarica questo destro che rimbalza prima di finire tra le braccia di Pitarresi, poi Coria difende il pallone, qui passa elegantemente su Ba, può allargare il gioco, preferisce stringere invece per Lucas D'Ambros, si presenta davanti a Pitarresi, va col destro e colpisce il palo. Lucas D'Ambros, che occasione per l'FC Messina, incredibile la chance per l'ex Trapani che stringe un po' troppo il diagonale, calcio di punizione in casa Aci Reale. Parte la rincorsa, la botta da parte di Orlando, viene deviata e per poco non crea problemi a Marone. Ancora FC Messina nella finale di frazione, qui con Coria che dà l'infallazione servendo Riccardo Correnti, decide per il destro, facile la parata per Pitarresi che si allunga sulla destra, attacca l'Aci Reale, qui il pallone finisce ad Adam Ouattara che decide di concludere verso la porta provando a ingannare Marone, il suo mancino però termina sul fondo. Lo stesso Marone dà il via a un'azione chiave di questo match perché il direttore di gara non si accorge di questo netto tocco con la mano da parte del difensore dell'Aci Reale. Sarà l'ultima chance del primo tempo, 0-0 tra Aci Reale ed FC Messina fino a questo momento, meglio la formazione di mister Gabriele, il palo di D'Ambros a gridare vendetta. Partiamo col team della ripresa, subito un intervento per Giovanni Giuffrida, costerà l'ammonizione al capitano dell'FC Messina in diffida squalifica, salterà la stracittadina contro l'ACR, prova a pungere l'Aci Reale col colpo di testa da parte di Mauceri, nessun problema in questo caso per Marone, la sventagliata di Casella a lanciare Lucas D'Ambros, il pallone finisce a Melillo che si allarga, ancora Melillo, può colpire il Pocio col piedone, Pitarresi allontana il pericolo, c'è un cambio in casa FC Messina, fuori lo stesso Melillo, dentro Marmigeran, ci sarà posto anche per il 2001 Ivan Nicevic al posto di Riccardo Correnti. Poi il triplice fischio all'Aci e Galatea, finisce 0-0 tra Aci Reale ed FC Messina, né vinte né vincitori, restano 3 punti di distanza fra le due formazioni in favore di quella di Ernesto Gabriele che però perde il terzo posto in favore del Giuliano che la scavalca e adesso in vantaggio le Tigri di una lunghezza, una settimana per preparare al meglio l'impegno contro la CR Messina. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto e alla prossima!